Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Per gli editori sardi il 2025 si è chiuso con una piacevole e gradita novità, il ritorno di Libri in Galleria, l'evento di promozione dell'editoria sarda che aveva debuttato nel 2008 per poi spegnersi inspiegabilmente nell'oblio per 15 anni consecutivi. È stata la Galleria Umberto I al Bastione di San Remi a Cagliari ad ospitare per 3 giornate una manifestazione riproposta per volontà dell'assessora Ilaria Portas. La responsabile regionale della cultura, dopo l'estate, aveva messo in gioco un tesoretto di 120.000 euro per la valorizzazione della filiera editoriale sarda attraverso mostre capaci di veicolarne la promozione. Un sostegno finanziario per promuovere il tradizionale appuntamento annuale di Macomer e 2 eventi nel capoluogo e a Sassari coordinati dall'assessorato in collaborazione con gli operatori della filiera del libro sardo in forma singola o associata e non in sovrapposizione tra loro né in concomitanza delle date di svolgimento delle fiere nazionali e internazionali per garantire una più agevole partecipazione delle aziende editrici isolane. Un impegno economico per proporre al pubblico un programma di incontri con gli autori, reading, musica, cinema e dibattiti. La manifestazione nel cuore di Cagliari si è svolta in collaborazione con l'Associazione Editori Sardi, l'organismo regionale che dal 1986 promuove il settore librario in Sardegna e in Italia. Paolo Sorba, titolare della casa editrice Paolo Sorba, editore, omonima. La casa editrice è stata costituita nel 1989, conta ormai in catalogo circa 250 titoli, molti dei quali sono dedicati al territorio regionale della Sardegna, ma non solo. Particolare attenzione all'arcipelago della Maddalena, e una collana interamente dedicata agli studi su Giuseppe Garibaldi e scritti di Garibaldi. La nostra casa editrice appunto opera sul territorio regionale e cerca di essere presente in tutte le manifestazioni sia regionali che nazionali. Siamo presenti con l'Associazione Editori Sardi alla Fiera Nazionale di Roma della Piccola Editoria, alla Fiera di Torino, alla Fiera Internazionale del Libro di Torino, e partecipiamo sistematicamente anche alle altre fiere regionali. Abbiamo partecipato alla Fiera di Nuoro a novembre
E queste manifestazioni per noi sono particolarmente importanti, dato la difficoltà che si ha come piccoli editori a essere presenti nelle librerie, a essere conosciuti da un pubblico più vasto. La partecipazione alle fiere ci consente di esporre i nostri titoli, di essere conosciuti da un pubblico più vario. Quindi anche questa manifestazione di Cagliari alla quale oggi partecipiamo è particolarmente importante. Si mancava come associazione, come casa editrice, a una fiera da ormai 15 anni, quindi abbiamo accolto molto volentieri l'invito a partecipare a questa manifestazione. Personalmente ho 2 presentazioni, una su un titolo bene sugli eventi bellici che riguardano gli eventi successivi all'8 settembre del 1943 in Sardegna e il passaggio in Corsica, di un romanzo della Rossana Carcassi, che è un'autrice, abbiamo pubblicato già diversi libri, che fa parte della collana narrativa della casa editrice. La casa editrice è articolata in diverse collane, la collana è narrativa, la collana è storia, la collana biblioteca garibaldina e più abbiamo una collana molto importante che è sulle isole minori della Sardegna. Abbiamo già realizzato i volumi sull'isola di Santo Stefano, l'isola di Spargi e un volume molto bello sull'isola di Carloforte e San Pietro. Abbiamo in produzione il volume su Santa Maria e la collana andrà avanti in collaborazione con l'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago della Maddalena. Un'altra collana particolarmente importante per noi è quella dedicata al dialetto isolano, l'isulano, che è riconosciuto anche dalla Regione Sardegna come dialetto minore, ma che ha una sua identità molto specifica della lingua sarda. E pubblichiamo un'intera collana sia di poesia che di prosa con testo a fronte, la collana narrativa al testo a seguire quello, o meglio, il testo originale è quello in dialetto madanino e segue poi la traduzione italiana. E viceversa nel testo di poesia, nei volumi di poesia della collana di poesia abbiamo il testo sempre in isolano con testo a fronte della traduzione italiana. È un'operazione diciamo importante dal punto di vista culturale perché è un tentativo di mantenere vivo, di lasciare ai posteri anche una traccia scritta del dialetto madanino che come tutti i dialetti ha difficoltà a essere riconosciuto e a tramandarsi nel tempo, se non oralmente. Quindi avere una traccia scritta è particolarmente importante. Vi sono luoghi e momenti in cui i libri veramente diventano occasione di relazione, di condivisione. La Fiera del Libro è uno di questi, un osservatorio privilegiato per poter dialogare con il nostro pubblico, mostrare anche le ultime novità. Ci siamo presentati in questa 3 giorni di Cagliari con le ultime uscite ed in Altara, la monografia e il catalogo di Francesco Ciusa, di cui a Spazio Elisso a Nuoro è in corso la prima completa antologica su questo straordinario scultore e abbiamo presentato una prima uscita del libro Cagliari, storia di una città, per poi anche raccontare Mario Pes in Progress, una serie di azioni volte ad un avvicinamento progressivo di questo fotografo che ha documentato la Sardegna del primo Novecento, degli anni 20 e 30 del Novecento, e l'ha fatto in un doppio linguaggio, con la professionalità che lo distingueva e con la sua grande sensibilità e il suo valore umano che gli ha consentito sempre di porre al centro l'uomo. Di Mario Pes, agli inizi del prossimo anno realizzeremo sempre qui a Cagliari una mostra al CERC.
Comunque, nonostante tutto, la nostra vita di Casteldaius era sempre la stessa. Miller, che è venuta a Cagliari nel 1944 per suonare al Lido per le truppe americane. E sai dove ha provato l'orchestra di Glenn Miller prima del concerto? Sulla terrazza di casa Pes. Meraviglioso. Un articolato e ambizioso progetto dedicato a Mario Pes prende forma a Cagliari, città in cui il fotografo visse e morì e che fu protagonista di molti dei suoi scatti più celebri. Mario Pes in Progress è pensato come una sequenza di momenti editoriali, filmici ed espositivi, capaci di tessere una narrazione ampia e stratificata, volta a restituire una comprensione profonda e puntuale di uno dei più straordinari interpreti della fotografia sarda del Novecento. Al centro del progetto si colloca la narrazione visiva della Sardegna della prima metà del XX secolo e in particolare degli anni del Ventennio, osservata attraverso uno sguardo che intreccia fenomeni antropologici, sociali ed eventi storici. Mario Pes, la modernità tra tradizione e utopia alla presenza degli autori Maria Luisa Di Felice, Sivicocco e Enrico Pinna, ha restituito l'immagine di un volume che attraverso un lungo e rigoroso lavoro di ricerca ricostruisce un corpus iconografico finalmente ricomposto e attribuito, rivelando l'ampiezza e la profondità dello sguardo di Pes. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Esiste una terra famosa per il suo grano, dove da generazioni si tramanda l'arte della macinazione, che una famiglia ha trasformato nel metodo Alma a doppia decorticazione. Alma, dal latino anima, perché macina solo l'anima del chicco, quella più pura, che dà alla pasta un colore brillante e un gusto intenso. Così nasce la nuova pasta Cellino. Fratelli Cellino, Mastri Mugnai, dal 1955. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it.
Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Le 3 giornate dedicate alla promozione dell'editoria sarda si sono rivelate un successo con un programma ricco e variegato che ha spaziato dalle sezioni libri da gustare, che ha coniugato letteratura e tradizione gastronomica. A Cagliari si racconta con opere che restituiscono la storia e l'anima della città. Non sono mancati omaggi a grandi figure della cultura isolana come Sergio Azzeni e Nereide Rudas e momenti dedicati all'universo femminile con Reinas, Donne di Valore. Tra le iniziative speciali il dono di Natale, che ha previsto l'omaggio di libri a grandi e piccoli e la proiezione dei docufilm Miradas a cura di Tommaso Mannoni e Mauro Palmas. La rassegna si è chiusa con una serata interamente dedicata alle narrative sarde e un reading musicale ispirato alle donne di Casalussu. Questi appuntamenti sono possibili perché chiaramente c'è una rete di promozione dell'editoria sarda che si fa carico di queste iniziative e lo fa molto, molto volentieri perché in un'isola così particolare e che ha le sue limitazioni, soltanto attraverso delle politiche di rete si riesce a promuovere l'immagine attraverso il libro della cultura sarda e delle attività che si portano avanti attraverso il libro. Questo appuntamento per l'appunto di promozione dell'editoria e quindi promozione della lettura del libro edito in Sardegna si svolge su invito della Regione Sardegna e dell'amministrazione comunale di Cagliari, che ha voluto riportare in auge appunto un appuntamento che era stato inaugurato nel lontano 2008, un appuntamento molto felice proprio perché coniuga il valore, la bellezza insomma, dello scenario monumentale, architettonico di questa location con la preziosità anche dell'esposizione. Quindi un binomio di promozione territoriale, diciamo così, della città, dell'immagine della città e anche del racconto e della produzione libraria isolana. Questo appuntamento è coordinato dall'Associazione Editori Sardi che rappresento ed è reso possibile grazie all'adesione di numerose case editrici isolane, dalla Maddalena a Cagliari, nostre associate e non solo, e che rappresentano in modo così diversificato, molto specifico, diversi aspetti della narrativa sarda e non solo, perché alcuni di questi editori poi, per quanto operanti nell'isola, spaziano fuori dai confini regionali e non solo regionali, alla saggistica, quindi un racconto del territorio e della diversità culturale, diciamo, molto articolato. E proprio per questo ancora più prezioso. Accanto a questa esposizione libraria molto minimalista ma molto, per questo ancora più preziosa, abbiamo affiancato un programma molto ricco di appuntamenti, circa 30, che deriva dalle proposte editoriali degli editori che hanno aderito alla fiera, ma anche alla scelta di voler compiere dei focus mirati
su determinati aspetti tematici. Tra questi c'è quello del ricordo dovuto a figure straordinarie della narrativa e della cultura isolana, come sono stati Sergio Azzeni, di cui si celebrano in quest'anno per quei 30 anni della scomparsa, e dell'intellettuale, la figura dell'intellettuale Nereidi Rudas, venuta a mancare circa 10 anni fa. Quindi questo per dire che abbiamo cercato di presentare un programma molto articolato che desse l'idea della vastità di interessi della produzione dell'editoria isolana, ma che tenesse conto anche delle specificità di un territorio e delle caratteristiche, delle specificità, peculiarità di questa città. Nella passeggiata coperta del Bastione per questo bell'evento, una fiera di libri sardi. Noi siamo una realtà un po' particolare, non solo perché siamo giovani, ma perché abbiamo fatto questa follia di aprire una casa editrice che si occupa prevalentemente di letteratura da tradurre. Partendo da una realtà come quella regionale, sarda, isolata, con tutte le difficoltà che si ha per approcciare questo mondo dei libri, partendo da qua e cercando altrove. Altrove cerchiamo dei pezzi di noi stessi, di fatto. La casa si chiama Eschile per quello. Sappiamo di non sapere, sappiamo di aver bisogno di conoscere e cerchiamo di conoscerci e di riconoscerci tra l'Argentina, la Colombia, il Brasile, passando per l'Europa e arrivando l'anno prossimo in Armenia. Quindi cerchiamo delle storie che prima di tutto mettano noi stessi in pericolo. Ecco. E una volta che ci sentiamo messi in pericolo, messi a repentaglio, cerchiamo di capire perché. E da lì capiamo che quella è una storia che può parlare anche ad altri, perché scoprire i libri in qualche modo è scoprire dei pezzi di noi e trovare delle storie attorno a noi e darci la possibilità di ricercarle ancora una volta dentro di noi. Siamo animali narrativi, siamo fatti per raccontare storie e il libro continua a essere lo strumento più potente per farlo. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi,
Realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Anche nell'isola, subito dopo Capodanno, hanno preso il via i saldi invernali che avranno una durata di 60 giorni. Rispondendo al malcontento di molti esercenti, la Regione ha sottolineato che l'indicazione dell'assessorato del commercio è in linea con quanto stabilito a livello nazionale dalla Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella riunione del 10 novembre 2025. Una decisione approvata per rendere omogenea su tutto il territorio nazionale la data di inizio delle vendite di fine stagione, individuandola nel primo giorno feriale antecedente le festività dell'Epifania. I saldi rappresentano, sottolinea la Regione, un momento importante sia per il settore commerciale che per i consumatori e costituiscono un'opportunità per sostenere le attività locali, favorendo allo stesso tempo l'accesso a prodotti di qualità a condizioni vantaggiose per le famiglie sarde. L'anticipo al 3 gennaio 2026 ha aperto un periodo strategico per le imprese, soprattutto per quelle dei centri storici particolarmente interessate da flussi turistici che potranno beneficiare della presenza di famiglie in vacanza e di numerosi visitatori. L'assessore Franco Cucuredu ha sottolineato l'importanza di promuovere un mercato trasparente e competitivo nel rispetto delle norme regionali che disciplinano le vendite straordinarie. Si invitano pertanto esercenti e cittadini a rispettare le disposizioni vigenti, garantendo correttezza, chiarezza dei prezzi e tutela dei consumatori. La Regione rinnova così il proprio impegno a favore delle piccole e medie imprese del commercio, consapevole del ruolo centrale che queste rivestono nel tessuto economico e sociale dell'isola. Nei 60 giorni programmati per i saldi invernali 2026, negli esercizi in attività nella Sardegna meridionale, secondo le stime del Centro Studi Confcommercio Sud Sardegna, il valore complessivo delle vendite raggiungerà i 33 milioni, un dato sostanzialmente in linea con quello dello scorso anno, seppure con una lieve flessione. Saranno circa 160.000 le famiglie che approfitteranno degli sconti, con una spesa media di 203 euro. L'acquisto medio a persona si attesterà invece sui 92 euro, un euro in meno rispetto al 2025, segno di un mercato che tiene ma non cresce. Un andamento stabile che risente però in modo evidente dell'anticipo degli acquisti legati alle promozioni di novembre con il Black Week, che soprattutto in rete ha fatto segnalare numeri da record. Le festività natalizie hanno comunque garantito, sottolinea Confcommercio Sud Sardegna, un discreto flusso di vendite, confermando la tendenza verso il regalo utile, sempre più preferito dai consumatori. Sentiamo adesso la voce di Confesercenti. Non vorremmo mai cadere nel ripetitivo e nel banale, però è giusto sottolineare quelli che sono i criteri base. Il prezzo deve essere indicato chiaramente, deve essere indicata la percentuale di sconto e deve essere poi indicato il prezzo scontato. È chiaro che sottolineo che il riferimento è esclusivamente su merci di fine stagione. Ci sono due aspetti da sottolineare. Uno, dicevo, parliamo di saldi di fine stagione. C'è un controsenso e noi commercianti lo ripetiamo da tempo, la stragrande maggioranza dei commercianti è d'accordo per posticipare l'inizio di saldi, perché se si chiamano saldi di fine stagione non si capisce perché vengano fatti nei periodi di piena stagione come i primi di luglio, quindi a estate appena iniziata, o i primi di gennaio ad inverno appena iniziato. Questa è la premessa. Nella legge 5 ci sono le cosiddette
indicazioni, con le adeguate tra virgolette, adeguate sanzioni per chi contravviene alla disposizione che recita, lo dico a beneficio degli ascoltatori, che 40 giorni prima dell'inizio dei saldi non si può fare nessuna promozione. Ora, c'è tutta una legge del Far West della serie: chi ha l'arma più potente, chi è più veloce ad estrarla, riesce a fare tranquillamente i presaldi, e questo lo dico a discapito di quelli che si adeguano alla normativa e invece serenamente aspettano. Da dei nostri dati evinciamo che almeno un 20% ha già acquistato nei presaldi, quindi una cifra intorno ai 100 euro a cliente è stata già spesa. Questo perché? Perché la normativa non è proporzionale, la normativa è uguale per tutti. Che tu abbia un negozio di 20.000 metri quadri o di 50 metri quadri, la normativa dice che paghi una multa dai 1.000 ai 2.000 euro. Non è una sfumatura da poco, è un qualcosa che può assolutamente inficiare quella che è la stagione e quindi la sostenibilità economica dell'esercente. Se qualcuno parte prima, è chiaro che chi arriva dopo, chi arriva più tardi, si trova fortemente penalizzato, e guarda caso chi parte prima sono sempre i grandi gruppi che si possono permettere tranquillamente di pagare la sanzione, che è uguale per tutti, lo sottolineo, e questo è fortemente iniquo, e noi nella revisione della 5 lo sosteneremo con forza, come abbiamo fatto nel passato. Ci vuole un principio di proporzionalità e delle sanzioni adeguate a seconda della grandezza e del volume d'affari del negozio. Non siamo tutti uguali, non si può competere così. Questa si chiama concorrenza sleale, ed è ora di dire basta. Ci sono tanti negozi che chiudono, ma anche per questo, non solo per questo, ma anche per questo, perché soccombono nella concorrenza della grande distribuzione, dei furbetti della situazione e della concorrenza sleale dei negozi online. Quindi quello che chiediamo, una normativa adeguata con dei principi proporzionali a secondo del volume d'affari, della grandezza, e in caso di recidiva la chiusura temporanea del negozio, in modo da dare dei segnali drastici molto importanti. Ripeto, qua c'è in ballo l'equilibrio, c'è in ballo la concorrenza leale. Qui invece è la legge del Far West: chi arriva prima, spara prima, chi ha la pistola più grande riesce a vincere e l'altro soccombe. Non si può assolutamente andare avanti così. Voglio ricordare che chiudono 5 piccoli negozi al giorno in Sardegna, 5 piccoli negozi. Qui si sta facendo e si persegue i vantaggi delle persone e delle aziende sleali. Non si addice a un paese evoluto e civile come l'Italia. Chiediamo delle norme adeguate. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Nessuno lotta per la tua impresa? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta.
Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Fratelli Cellino, mettiamo la nostra qualità in buone mani. La farina per i professionisti. Nuovo mulino, nuove farine. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Concerti di Capodanno in Sardegna. Tutta un'altra musica. E adesso vi lasciamo con lo spettacolo pirotecnico dei meravigliosi fuochi d'artificio di Olbia. Le nostre immagini sono dedicate ad un 2025 che è andato via con un grande sostegno economico dell'assessorato regionale del turismo, che ha scelto di investire sui grandi nomi con la speranza di allungare la stagione turistica fino al 31 dicembre per poter confermare un passo in avanti rispetto all'annata record 2024. Nel giorno della Befana non sappiamo ancora se l'obiettivo è stato raggiunto con un grande impegno economico che ha portato nell'isola i più bei nomi della musica italiana, ma sappiamo che è tempo per un consuntivo che non ammette incertezze sulla base dei dati ufficiali forniti dagli aeroporti sardi. I visitatori sono stati di più su base annuale e l'impegno dell'assessorato e del suo settebello di collaboratrici in rosa è stato totale. Cucuredu è un profondo conoscitore del mercato delle vacanze, uno dei pochi di qualità riconosciuta della materia su cui lavora nella squadra di Alessandra Todde, per le esperienze maturate da sindaco di Castelsardo, ma soprattutto da presidente dei borghi storici dell'isola e della rete dei porti turistici della Sardegna. L'altro specialista doveva essere Armando Bartolazzi, alla guida della sanità, addirittura sottosegretario del Ministero della Salute nel governo Giuseppe Conte. La Sardegna è la prima regione in Italia in cui i cittadini rinunciano alle cure, ma è anche la prima regione in Italia in cui i cittadini richiedono prestiti per poter sottoporsi alle cure mediche, però nel settore privato. Grande problema questo, 16% dei cittadini rinunciano alle cure. E questa è una cosa grave, soprattutto per malattie importanti, no? Quali il cancro, il diabete, le malattie croniche. Bisogna lavorare per invertire questa tendenza. Allora, per far questo faremo sicuramente una ricognizione degli ospedali presenti sul territorio, della medicina territoriale, perché dovrà certamente essere ripotenziata, e bisogna chiaramente cercare di mettere investimenti e risorse laddove bisogna creare servizi che io spero possano anche raggiungere l'eccellenza, perché nella mia prima ricognizione degli ospedali che feci nel 2018, all'epoca ero sottosegretario di Stato alla Salute, io ho visto che in Sardegna ci sono anche eccellenze, spesso isolate, che non possono esprimersi al meglio per mancanza di collaboratori, di tecnici, di strutture, di apparecchiature, quindi cercheremo di sanare piano piano tutte queste criticità, spero con la collaborazione di tutte le forze politiche in campo, perché guardi, una cosa che posso dirvi è una notizia sensazionale: il cancro nel continente è lo stesso della Sardegna, il diabete è lo stesso della Sardegna. Il problema è che in Sardegna, come lei giustamente ha detto, i malati non vengono proprio trattati al meglio, non hanno le cure più
più sofisticate, più moderne, e spesso non c'è nemmeno prevenzione sul territorio. Allora, la mia presenza in questo territorio è proprio data e motivata dal fatto che io mi sono preso questa sfida e spero di portarla avanti con l'aiuto di tutti nel migliore dei modi. E sappiamo tutti come è andata a finire. Non gli hanno lasciato neanche il tempo di gustare l'ultimo panettone in Sardegna a Natale 2025. Lui che doveva essere nel cuore dei sardi, il nuovo Gigi Riva. La sensazione è che l'abbiano aiutata in pochi in questi mesi. Sì, decisamente, anche devo fare una considerazione che è una situazione che ho trovato e che ritengo sia paradossale. Nell'assessorato della salute c'è un solo medico, cioè il sottoscritto, quindi un assessorato che deve occuparsi di sanità con circa 180 dipendenti tra politiche sociali e sanità, che non ci siano i medici, la dice lunga. E quindi ecco, qui è una riflessione che io intenderei promuovere un po' a tutti i livelli politici. Domanda finale, in questi mesi le è mai venuta voglia di dire basta, me ne ritorno a Roma e abbandono la Sardegna? Sì, questo accade perché ci sono momenti di sconforto piuttosto pesanti. Molte volte? No, 2 o 3 volte questo potrebbe essere accaduto, ma io sono un lottatore e poi, come tutti i lottatori, insomma, freddi, si raffredda il nervosismo, ma vai avanti perché hai una missione davanti da dover assolvere. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. CNA, l'Associazione degli Artigiani e delle Imprese Italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Scopri le fette biscottate speciali Cellino. Latte e miele, ciocco-fette e fette di bosco. Tutte senza lattosio e in comode monoporzioni da 4 fette. Per una fetta sempre biscottata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Ma adesso è arrivato il momento di ascoltare il bilancio di fine anno di Franco Cucureggio. 500 eventi realizzati nel corso del 2025, un incremento del 134% rispetto al passato, sono il bilancio dei grandi eventi attrattori di flussi turistici finanziati con la legge numero 7 gestita dall'assessorato al turismo. Per il 2025
Ai 26 prevediamo un leggero incremento di risorse, 13 cartelloni che spaziano da quelli dei grandi eventi tradizionali come Sant'Efisio, la cavalcata, la Sartiglia piuttosto che l'Ardia o la Corsa degli Scalzi, ma anche eventi sportivi, anche tanti eventi mondiali. Quest'anno ne abbiamo ospitato 17 prove valide per l'assegnazione del titolo ridato, o eventi di tipo enogastronomico o esperienziale, o ancora quelli legati al turismo congressuale. Insomma, tanti eventi che sono capaci di attrarre i flussi turistici soprattutto in bassa stagione. 100 dei 500 eventi si sono concentrati nel mese di ottobre, che è stato il mese con il maggior numero di eventi lo scorso anno, perché i bandi che verranno pubblicati nelle prossime settimane, a seguito della delibera approvata nei giorni scorsi dalla Giunta, avranno un punteggio premiale proprio per gli eventi che si terranno in bassa stagione, che saranno capaci di catalizzare i flussi turistici quando più a noi servono. 22 milioni di euro per i grandi eventi, ai quali si aggiungono 3 milioni per il Capodanno, e per i grandi eventi la Regione, oltre ai soldi per il cofinanziamento che sarà del 50%, realizza anche delle specifiche campagne promozionali. Sul Capodanno, per esempio, è una campagna che coinvolge 800 cinema con 86.000 passaggi di spot nei cinema, ma anche una campagna sulle reti Mediaset e campagne naturalmente di digital marketing sui social e sui siti internet delle principali testate giornalistiche sia nazionali che delle 14 città collegate nel periodo invernale con i nostri aeroporti, 11 sull'aeroporto di Cagliari e 3 negli aeroporti del Nord Sardegna. Quindi città europee e campagne nazionali che servono ad accendere i riflettori sulla Sardegna per una settimana in ogni periodo di bassa stagione. Col Capodanno copriamo questa fase finale di dicembre e gennaio, poi ci saranno i carnevali a febbraio e poi le settimane sante a marzo. 3 eventi che ci consentono di presentare una Sardegna aperta, interessante, accogliente ed attrattiva in tutte le stagioni dell'anno. Alla prova dei fatti è stato un buon giugno, meglio di luglio e agosto, mesi considerati troppo salati dai vacanzieri che sono arrivati puntualmente, ma hanno sensibilmente ridotto i giorni di pernottamento nell'isola dei sogni. I numeri ufficiali delle strutture alberghiere hanno confermato gli umori degli esperti in materia di vacanza espressi a primavera inoltrata sulla base delle prenotazioni poi confermate dagli addetti ai lavori, che nel mese di giugno hanno incassato numeri positivi e in linea con l'anno precedente, ma hanno anche registrato nei 60 giorni clou dell'estate un leggero calo delle presenze, soprattutto sulle coste meridionali. Ad essere più concreti nell'analisi della stagione 2025, da marzo a fine ottobre è stata la migliore di sempre, anche se per molti operatori si è rivelata una mezza delusione, perché alla vigilia il consueto report di Conflavoro confermava la nostra isola tra le regioni del turismo italiano al top, assegnandogli un più 11,8% delle preferenze nazionali, la quarta regione più scelta dopo Puglia, Sicilia e Toscana. In proporzione, poco più di un turista su 10 in Italia la scorsa estate avrebbe dovuto scegliere la Sardegna, con una previsione di crescita del 12,3% sull'anno precedente. Al di là dei dati di Conflavoro ad inizio anno, le speranze erano state ben altre. Si pensava ad un possibile più 10% rispetto al record centrato nel 2024, soprattutto grazie alla disponibilità di nuove rotte aeree internazionali offerte per la stagione 2025. Alla prova dei fatti è stata proprio questa novità a salvare la stagione, perché l'arrivo degli stranieri ha compensato quella che qualcuno ha definito fuga degli italiani dalla Sardegna.
e se non hanno voluto rinunciare si sono rifugiati nei camping, B&B, case vacanze e agriturismo, preferendoli all'albergo e pernottando molti meno giorni di vacanza. Tanti cittadini che sino al giorno prima avevano soltanto fatto i turisti, da un giorno all'altro, quando mettono la propria casa a disposizione dei turisti che vengono, diventano degli operatori turistici e quindi incominciano a capire che è un settore che va trattato in maniera professionale, che bisogna impegnarsi per renderlo sempre più importante, sempre più attento al servizio, alla soddisfazione del turista. Quante sono le unità impegnate nel vostro settore a livello regionale? A livello regionale abbiamo quasi 40.000 strutture in Sardegna, abbiamo 220.000 posti letto che vengono gestiti dall'extraalberghiero e quindi ben oltre la maggioranza dei posti letto disponibili in tutta la Sardegna, è un settore che fattura circa 700-800 milioni di euro di fatturato. Che rappresenta a livello percentuale nel mercato delle vacanze regionale globale? Circa il 40% in termini di fatturato. Sicuramente in termini di posti letto siamo ben oltre il 50%. È vero che l'extraalberghiero riesce a fare più mesi di lavoro rispetto all'alberghiero? Sì, riesce a fare più apertura rispetto all'alberghiero per un fattore molto semplice, che ha molti meno costi fissi, per cui sono strutture che, come dire, basta aprire la porta e sono pronte. Questo permette a tante destinazioni di poter anche dare una possibilità ai vettori che magari vogliono impegnarsi su determinati punti della Sardegna di poter portare le persone e avere un posto letto tranquillamente. Panorama Sardo ha tracciato un bilancio di fine anno con il presidente di Federalberghi Sud Sardegna Fausto Mura, titolare di uno storico hotel sulla costa meridionale alle porte di Cagliari. Le aspettative devo dire che erano migliori, però è stata in parte una fotocopia del 2024, quindi una stagione abbastanza buona, tranne un buco veramente inaspettato a luglio, praticamente in tutta la Sardegna. C'è stato un crollo dei vacanzieri a luglio, determinato soprattutto dai vacanzieri italiani, mentre invece chi ha lavorato soprattutto con gli turisti stranieri non ha avuto grossi problemi. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata.
Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. E siamo in chiusura di questo primo appuntamento del 2026. Rispettiamo le regole che ci accompagnano da tanti anni. La chiusura della prima puntata la lasciamo al segretario della CNA, la Confederazione Regionale Sarda, che riguarda il settore dell'artigianato. Parliamo di quello che è stato il 2025, che ci lascia con molti temi irrisolti nell'economia, ma soprattutto, ne abbiamo parlato nel corso della puntata, in tema di sanità. Sì, abbiamo avuto un periodo pregresso dell'ultimo biennio con una crescita moderatamente positiva del sistema economico regionale, sostenuta dal turismo che ha consolidato tutta la fase, diciamo, post-pandemica, dalla filiera dell'edilizia che è cresciuta anche grazie agli investimenti del PNRR e dagli interventi di qualificazione energetica, dalla vivacità di un mercato del lavoro che è cresciuto in termini occupazionali, però sullo sfondo rimangono le criticità di sempre. E lei faceva riferimento a uno dei settori davvero irrisolti dopo 2 anni dall'insediamento del governo regionale, su 3 grandi questioni che sono dirimenti per lo sviluppo della nostra economia e per quel processo di modernizzazione che tutti auspichiamo della società sarda. Ci sono 3 grandi questioni che rimangono irrisolte e su cui il governo regionale è chiamato davvero con urgenza a un cambio di passo. Intanto, come lei ricordava, la grande questione sanitaria che immobilizza la metà del bilancio regionale. La Sardegna è il 17% dei sardi rinunciano alle cure, la regione in assoluto con la percentuale più elevata, abbiamo liste d'attesa interminabili, l'assenza di medici e di personale infermieristico, interi territori dell'interno su cui manca un'offerta degna di nome da un punto di vista dell'assistenza medica, appunto, e sanitaria. Un'altra grande questione, la questione energetica. Anche qui la Corte Costituzionale è intervenuta cassando la legge regionale sulle aree idonee, si è creata inevitabilmente una quadro di confusione normativa che non consente certezze sugli investimenti. Sul fronte a noi molto caro della autoproduzione e quindi del processo, diciamo, di sostegno all'autonomia energetica del sistema delle piccole imprese, poco è stato fatto. Il bando regionale che su questa misura destina meno di 7 milioni di euro, ma è stato costruito con una modalità che a nostro avviso non è fruibile dal sistema delle piccole imprese. Altra grande questione, e concludo, il tema dei trasporti e della mobilità aerea. Sulla continuità territoriale noi ci auguriamo che il modello proposto dalla Giunta nei prossimi mesi produca degli effetti e sia efficace. Sul fronte invece dei trasporti registriamo che i nostri trasportatori, le nostre imprese, l'intero sistema produttivo isolano è un po' alla mercé delle compagnie di navigazione. Nel corso dell'ultimo biennio ci sono stati incrementi sui costi dei trasporti che hanno scaricato appunto sulle nostre imprese, sul nostro tessuto produttivo, quelle tasse ambientali che dovevano essere appannaggio delle compagnie di navigazione e di fatto rendendo le merci in entrata e in uscita dalla Sardegna non
non competitive. Sono 3 grandi questioni sulla quali appunto il governo regionale è chiamato a trovare delle soluzioni immediate, perché avranno inevitabilmente degli effetti nei prossimi mesi e nei prossimi anni sulla possibile posizionamento, diciamo, su un sentiero di crescita del nostro tessuto produttivo. Segretario Porco, il telespettatore si chiede: ma come mai in questi 2 anni, nel percorso della Giunta Todde, tante bocciature in prima battuta da parte del governo e in seconda battuta, elemento decisivo, della Corte Costituzionale? Ma io penso che al fondo ci sia una grande questione, nel senso che spesso e volentieri, questo se guardiamo all'andamento delle ultime legislature che governi il centrodestra o il centrosinistra, si confida e si legifera un po' sulla base anche di elementi che assecondano una certa demagogia e che quindi non guardano da un punto di vista temporale ai processi di programmazione di lungo periodo. E quindi inevitabilmente questo comporta che si sostengono delle posizioni che da un punto di vista del buonsenso e della legislazione nazionale poi non trovano riscontro. La Corte Costituzionale è un soggetto assolutamente terzo che interviene, quando interviene lo fa con equilibrio e con misura, e quindi detta regole che ovviamente vanno accolte, e lungi da noi vi deve essere il sospetto che vengono fatte per colpire ora questa, ora quella posizione di governo. Credo che sia un problema di consapevolezza e di maturità democratica delle classi dirigenti, che ogni volta che legiferano devono farlo tenendo conto di quello che è il quadro nazionale e anche comunitario delle legislazioni che vengono messe in piedi. Qual è lo stato di salute del vostro settore, quello dell'artigianato, all'alba del 2026? Abbiamo segnali ovviamente di tenuta, di forte resilienza, ma anche elementi di grande criticità. Il 2026 è l'anno che di fatto apre una stagione nuova, che è una stagione che non godrà dei benefici di cui abbiamo potuto godere nel corso di questi anni, con degli interventi da un punto di vista delle risorse straordinarie, addizionali e aggiuntive, che sono quelle che abbiamo visto all'opera nel corso dell'ultimo quadriennio, da una parte PNRR e dall'altra il super bonus, e quindi dobbiamo navigare in mare aperto, dovendo far fronte a risorse economiche che sono, diciamo, più esigue, e da questo punto di vista la sfida è una sfida complicata, difficile, perché abbiamo un mondo in profonda trasformazione, c'è una sfida che riguarda appunto l'innovazione, che riguarda le trasformazioni economiche, siamo di fronte a un salto tecnologico importante, e purtroppo per quanto riguarda innovazione e digitalizzazione l'andamento del nostro tessuto produttivo è molto lento e disomogeneo. Nella manovra finanziaria che sarà approvata nei prossimi giorni, ci si augura in tempi brevi, parliamo di manovra regionale, che cosa è previsto in termini di sostegno al vostro settore? Ma per quanto riguarda l'artigianato, noi abbiamo, come dire, la conferma da un punto di vista delle dotazioni di risorse che sono congrue a sostenere il comparto rispetto alla strumentazione che è esistente, e quindi ci sono importanti risorse destinate alla legge 949 sugli investimenti, ai processi di qualificazione e sviluppo, al passaggio generazionale, all'apprendistato. Ecco, però diciamo che rimaniamo in un quadro che è ancorato a un sistema che dal nostro punto di vista, ma questo non riguarda solo l'artigianato, non è in grado di farci fare il salto di qualità. La prospettiva prossima avventura deve essere quella di porre al centro della riflessione pubblica, e quindi della giunta regionale, delle forze politiche, ma anche di tutto il tessuto imprenditoriale, che dobbiamo fare qualcosa di nuovo e di diverso rispetto alla strumentazione industriale che abbiamo fin qui costruito. E quindi c'è un tema di fondo che riguarda la necessità di sostenere lo sforzo competitivo della nostra economia e delle nostre filiere. Per far questo noi chiederemo che un terzo delle risorse
che saranno disponibili, quelle relative alla nuova intesa Stato-Regione, vengano dedicate per promuovere un patto per lo sviluppo e soprattutto un grande progetto industriale che è rivolto al nostro sistema produttivo, che ha necessità di avere una strumentazione adeguata per poter fare quel salto di qualità, pena il fatto di restare ai margini dei grandi processi di trasformazione globale. Valutazioni di CNA sull'unificazione degli aeroporti sardi ormai addirittura d'arrivo. Anche questa è una grande questione. Noi pensiamo che sia necessario sostenere lo sforzo di integrazione del sistema aeroportuale sardo. Abbiamo 3 poli, compreso quello di Alghero, che in assenza di un processo organico e quindi di un disegno complessivo attraverso una riorganizzazione del sistema aeroportuale, il polo di Alghero è destinato a scomparire. Noi pensiamo invece che debba rimanere in campo e quindi guardiamo anche con favore questo processo di riorganizzazione, che deve essere fatto avendo ovviamente attori locali che siano in grado ovviamente di poter recitare appieno il loro ruolo e la loro funzione. E mi riferisco soprattutto al ruolo della Regione, che deve essere un ruolo in grado appunto di poter tutelare quelli che sono gli interessi di prospettiva del trasporto aereo in Sardegna per i prossimi anni. Tra le novità, chiamiamole novità, ma si parla di un ritorno al passato, del 2025 la scelta dell'assessore Cucureddu, già dal momento della sua nomina 2 anni fa, di rimettere in campo l'Isola, l'Istituto Sardo per l'organizzazione del lavoro artigiano a livello artistico. Sì, questa è una scelta che noi giudichiamo con favore e quindi sollecitiamo, vogliamo confortare l'assessore Cucureddu affinché compia quei passi che da un punto di vista dell'operatività consentano poi davvero di mettere in campo questo progetto di riforma. Per troppi anni l'artigianato artistico è rimasto in una sorta di cono d'ombra. È importante l'opzione che viene fatta e pensiamo che questa sia la condizione per poter appunto rilanciare il settore, dargli nuova linfa e soprattutto evitare che quegli elementi di straordinario valore che l'artigianato artistico richiude possano ovviamente andare via via a morire per consunzione. Quindi è una straordinaria opportunità che deve essere colta dalle prossime settimane. Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.